Di Maria alla Torre, cerca verticale dell'aria, servizio per Di Maria, la palla forse alzata in calcio d'angolo da Di Mauro, anzi da Romeo, scusate. La rimessa sarà per il Viagrande con Polkan che appoggia indietro Di Mauro, palla fuori con deviazione di Diliberto, angolo. Di Maria per Dell'Aria, la Torre suolata Dell'Aria, il miracolo sulla sua sinistra da parte dell'estremo difensore ospite Romeo, angolo. Tanto si registra anche l'ingresso in campo di La Rosa nel Viagrande, maglia 7 per lui. Di Maria, la Torre mastica il tiro che arriva docile, non si sposta e gliela porta via, e allora riparte per un 3 contro 2 il Viagrande. Polkan, la palla dentro per il tocco di La Rosa che la spedisce fuori a tu per tu con Diliberto. Qui Muro riesce a saltare Polkan, calcia col destro, deviato da Colotti, si sblocca la partita in maniera casuale, segna Muro, ma Colotti partecipa in maniera involontaria all'1-0 del Mistral. Colotti prova subito a rifarsi, body check con la Barbera, poi riconquista Colotti, la palla esce di nulla, forse ha toccato anche il palo. Foti fischia l'arbitro. Foti è uno schema per chiamare in causa addirittura Romeo, che va a calciare. Diliberto a sua volta la para e la calcia fuori, non di molto, e allora sarà calcio d'angolo per il Mistral con la palla sul primo palo. Dell'Aria con la porta spalancata la manda fuori e allora può andare a campo aperto il Mistral. Muro, la palla per Di Maria, ancora Muro, si è chiuso il Viagrande, allora Muro prova a calciare in maniera estemporanea, para Romeo. Poi la Torre per Muro che può avanzare, 3 contro 2 Mistral. Muro la serve a Dell'Aria, Dell'Aria Di Maria, preso in controtempo Di Maria, la tiene in qualche modo Di Maria! Se l'è inventato Marco Di Maria, 39 secondi all'intervallo e 2-0 Mistral. Andrea Dell'Aria, ultimi 11 secondi, la Torre non riesce nell'anticipo, allora Foti sul secondo palo, La Rosa, Diliberto lo mura e la mette in fallo laterale. Di Maria, sono già in 3 del Mistral, occhio alla Torre che può avanzare al piccolo trotto. Di Maria, accanto c'è Muro, la parata di Romeo, palla per la Torre, prova a ruotare, prova a muoversi il Mistral, adesso palla sotto, la Torre prova a girarla ma non trova la porta, tra la palla e i pali, fischia l'arbitro. Polkan con la rincorsa lunga, il tiro deviato da Muro, la accorcia il Viagrande. Da una parte la fortuna per Muro, dall'altra la sfortuna per Muro che se la butta dentro. 2-1. Sarà rinvio dal fondo. Qui Muro con Polkan, giallo. Attenzione perché si accende la partita. Qui ancora Di Mauro che va a fronteggiare Muro, giallo per Di Mauro, abbastanza gratuito oserei dire. Qui attenzione perché Di Mauro è andato addirittura nella panchina e si becca il cartellino rosso. Due sciocchezze incredibili da parte di Mauro. Alla ricerca del varco giusto. Fuentes, la Barbera, Mendola, la Barbera. C'è la deviazione di Sciacca a togliere la palla dalla porta, sarà angolo. La Barbera, Di Maria fronteggia, palla per Fuentes, si chiude il Viagrande, Fuentes! La risolve lui con la girata vincente, sorpreso Romeo e arriva il 3-1 del Mistral. La Rosa contro la Barbera, la Rosa gliela sposta ancora, la Rosa, la palla per Guglielmino, contatto e rigore per il Viagrande. Fischia l'arbitro, Polkan contro Diliberto, Polkan sinistro, spacca la porta il numero 10 del Viagrande che si porta nuovamente a -1 con il suo numero 10. Carta il Viagrande, qui Fuentes, giocatona per la Barbera, la Barbera direttamente dal calcio di ripresa del gioco, 4-2 Mistral, fa sentire forte il suo ruggito Thomas La Barbera. Dell'Aria, scucchiaia per la Torre, questa volta prova ad andare fronte alla porta, la Torre, super gol, la Torre fa 5 per il Mistral. Qui se l'è inventato tutto, ma che gol ha fatto! Il primo +3 della partita del Mistral, che in questo caso è il portiere, la squadra di Di Stefano. Polkan dentro, Diliberto la riconquista, prova a calciare
e il suo pane è questo, la palla esce di nulla. Foti, punta Foti, converge il calcio di Liberto, come l'ha tolta e come l'ha messa in angolo. Qui la giocata Carmeci, stoppato da Dell'Aria, sembra quasi tirare un po' il fiato in questo momento il Mistral, conclusione di Polkan messa sul palo da Di Liberto, dall'altra parte Muro accelera per Di Maria che non arriva. Ora Polkan, tocca a Carmeci, lungolinea, Guglielmino incrocia, e questo è un bellissimo gol da parte di Guglielmino. 5-3, non molla il via grande e chiama time out Cappello. In corsa lunga per Polkan, fischia l'arbitro, parte Polkan che inquadra ancora il primo palo e stavolta lo scheggia. Romeo va dentro, la parata sulla rosa, poi Fuentes, attenzione perché è buona, ed è buona! Gol di Fuentes, doppietta personale, la spazzata migliore della sua carriera, vale il 6-3. Muro cerca Giacomo Orlando che la tiene sulla carica, poi Tony Orlando, salta un avversario, trattenuta, tiro libero. Orlando con due scarpe diverse, fischia l'arbitro. La lunga rincorsa, avanza Romeo, Orlando, Romeo gli nega il gol. Ad accelerare, va dalla Barbera, il dribbling sulla rosa, la Barbera, finta ancora, la Barbera, Romeo, bravissimo a restare in piedi fino alla fine. Poi preso in controtempo il compagno, attenzione a Tony Orlando che salta l'avversario, lo stende Romeo. Vediamo se è rigore o tiro libero, sicuramente è rosso per Romeo. Tutti indietro, tutti fuori da questa altra linea immaginaria, allora si fischia la rincorsa di Orlando, la respinta Orlando, se lo divora. Ad intravedere la vetta che adesso dista solo 3 punti. Orlando va dentro e la ciliegina sulla torta, la mette Vendola. 7 bellezze per il Mistral che allunga definitivamente e si porta a casa la vittoria.